Dopo la vittoria di misura col Vado, l'Imperia cerca di entrare ufficialmente in zona playoff nella trasferta in casa di un Legnano che si barcamena a centro classifica, ma che parte forte perché le prime immagini di questa 13ª giornata sono quelle del calcio di rigore decretato per gli ospiti per fallo di Scanapieco su Bingo, rigore che però Cucuzza si fa parare da Dani. È il 12° e 4 minuti dopo l'Imperia passa in vantaggio, corner da destra, mucchio in aria, nel traffico spunta la testa di Donaggio che bissa il gol di domenica scorsa e porta sopra i liguri. La reazione dei padroni di casa si fa attendere 20 minuti, sul finale di tempo però ci prova due volte Cucuzza, sul palo il primo tentativo, murato il secondo, e al 44esimo un tiro cross di Di Stefano centra in pieno la traversa. Meno spumeggiante la ripresa, la solita punizione di Sancinito mette in difficoltà Colnaghi, poi Mangiarotti con un tiro beffardo e Cucuzza in due circostanze, entrambe su punizione, con la seconda che mette un po' più in apprensione Dani. Sono le uniche azioni del Legnano, troppo poco per intaccare i 3 punti che l'Imperia si porta a casa, centrando la seconda vittoria consecutiva e portandosi a un solo punto dalla zona playoff in vista della gara dell'anno domenica al Ciccione, il super derby con la Sanremese.